Matteo ha parlato insomma a lungo di quella che è stata la sua metodologia, la metodologia comune che si utilizza insomma per la ricerca di elementi per poter completare insomma questo aspetto storico relativo all'apparato vestimentario, e ha parlato molto dell'Ottocento, anche quel gradino in cui dopo il 60 si comincia insomma ad avere un'evoluzione differente. Forse qui cercheremo insomma di approfondire anche un po' il tema con la professoressa Rita Dogana, perché attraverso lei si verrà insomma a sapere con certezza che alcuni elementi, ma già lo ha sostenuto Matteo, alcune iconografie, alcuni dipinti o disegni per la loro natura eccetera diventano poi dei veri documenti di riferimento, il quale il ricercatore prende con assoluta certezza per poi insomma riportare i suoi studi in una eventuale ricostruzione. Ci sono tanti di questi documenti che fanno parte insomma di questo arco temporale così interessante, che poi ci ha portato al Novecento, dove invece cercheremo di capire come l'arte attinge insomma dalle figure della tradizione per portare altri aspetti pittorici che non sono indicativi di come si vestiva, ma semplicemente come elemento, come fonte di ispirazione per creare delle opere pittoriche che non sono certo da considerare elementi per un'eventuale ricostruzione. Ma certo questo è lo studioso che riesce insomma, a fare questo tipo di analisi, e Matteo lo ha ben segnato. Per cui ecco, entriamo proprio in questo ambito e noi vedremo molti esempi, compreso una rara ulteriore collezione di filoni che fa parte insomma, del patrimonio dell'Università d'Italia, e per cui insomma con Rita Dogana, docente ricercatrice dell'Università d'Italia, ci permette insomma di entrare anche in quest'ambito, per cui cediamo subito il microfono e la parola. Prego, professoressa. Grazie. Allora, intanto voglio iniziare ringraziando Francesco per avermi invitato, per aver coinvolto in questa iniziativa bella, interessante, ben costruita, ben strutturata, quindi vi faccio davvero complimenti per come l'avete pensata. E poi devo dire che Matteo ha detto già tantissime cose, ha anticipato tantissime cose che vi avrei voluto dire io, e mi complimento con lui perché l'associazione lavora benissimo con un metodo, come lui ha detto, filologico e scientifico di ricostruzione che si basa sulle fonti, e quindi insomma diventa sulle fonti storiche, per cui ha un'attendibilità che è importante, insomma, quindi è una fedeltà che rispecchia quello che la storia ci ha raccontato, per cui è questo il modo di lavorare e di ricostruire l'ambito tradizionale. Io non sono, lo dico subito, diceva Ottavio Nieddu, insegno all'università, faccio storia dell'arte contemporanea, in genere mi occupo di anni 30 e 40 del Novecento, però c'è stata un'occasione all'epoca in cui mi sono occupata più di 800 e soprattutto di 800. Ed è successo quando a Cagliari arriva un manoscritto inedito di primo 800, quando ho portato 2 pagine, insomma così per curiosità, mi trovo in mano un manoscritto di oltre 350 pagine scritte fittissime, insomma, e dove, torniamo al metodo filologico, all'interno del quale sono narrate le storie di un artista eclettico che si chiamava Giuseppe Verani e che è stato cartografo, è stato velutista, ma anche ha realizzato scenografie, presepi, divise, eccetera. Insomma, grande eclettismo alla maniera del Rinascimento come l'artista di corte. E perché si parla di lui all'interno di questo manoscritto? Perché sua moglie, donna intelligente e lungimirante, aveva annotato in maniera meticolosa e precisa e dettagliata ogni momento del suo percorso, avendone compreso la sua abilità e il suo valore. Di quale percorso sto parlando? Possiamo andare avanti del percorso che questo artista torinese fa attraverso l'Italia, passando per Gaeta, per Roma, per Napoli, tornando a Roma, fino ad arrivare a Cagliari, dove ci starà per una decina d'anni circa, a seguito del re Vittorio Emanuele I. E quindi la moglie scrive, annota e ci racconta che cosa giornalmente succede. Però, ecco, questo manoscritto arriva a Cagliari da parte di una coppia di visitatori
canadesi che arrivano alla collezione Piloni e dicono di essere i discendenti liberali. Diceva Matteo prima, il metodo filologico comporta una verifica dei dati ed allora non ci si poteva fidare ciecamente della veridicità del documento e quindi per capire se Verani fosse davvero esistito è stato necessario ovviamente, e se appunto quello che racconta sua moglie, che si chiamava Monica, è tutto vero e reale, c'è stato bisogno di andare ovviamente a trovare la conferma nell'archivio di Stato a Cagliari, dove ho ritrovato tutti gli elementi che rimandavano al lavoro di questo eclettico personaggio, come l'ho definito, che appunto a seguito del re realizzava veramente un'infinita varietà di opere. Perché i costumi però, arriviamo al dunque, anche perché non voglio togliere la parte bellissima che poi spetterà a Ignazio, perché i costumi, perché all'interno di questo manoscritto, oltre a, andiamo avanti, questo non c'entra nulla con i costumi, ma è talmente bella che l'ho voluta portare comunque, sì, 4 splendide vedute di Cagliari ottocentesche che sono un bravo esempio del paesaggismo locale, perché non abbiamo tantissima produzione relativa al genere del paesaggio nell'Ottocento in Sardegna, e qui questa, non so se riconoscete, è Villanova vista da Palazzo Reggio. Andiamo avanti, questa è invece un po' la vista, il profilo di Cagliari che si vede dal Via Buoncammino, quindi riusciamo a sporgere le torri sino ad arrivare alla chiesa di Sant'Eulalia, e infine una veduta del porto della Scapa con la città sullo sfondo. Però non dobbiamo parlare di vedutismo oggi, ma di costumi. All'interno del manoscritto la moglie Monica fa un resoconto precisissimo, meticoloso e fedelissimo dell'attività del marito in relazione alla realizzazione di stampe, di tempere, di acquerelli, che raccontano, forse l'ho portato schematicamente, possiamo andare avanti, più avanti, eccolo qua, ma non stiamo a leggerci tutto, però 2 cose interessanti. Intanto appunto è un'attività che si ripete, e qui è un esperto necessariamente, e quindi può rappresentare il costume e lo conosce. E poi, altro elemento, adesso vediamo anche perché, altro elemento interessante è Monica riferisce della grande passione del marito per la sagra di Sant'Efisio e la sua, diciamo, il suo impegno a non voler mancare mai il 1° e il 4 di maggio alla Sagra Cagliaritana a studiare i costumi, questo si dice nel manoscritto. Quindi anche questo è un altro elemento che chiaramente comporta una attestazione di fedeltà rispetto a quello che lui racconta. Però non bisogna studiare Verani, ovviamente, richiudendo questo manoscritto e quindi in qualche modo ponendo dei limiti rispetto a una contestualizzazione che invece deve essere nazionale, internazionale. Perché siamo sicuri che andiamo avanti, ora li vediamo? Ecco, in che contesto si inserisce Verani? Perché rappresenta il costume con una precisione, con un'attenzione così, con un metodo scientifico di rappresentazione e di ricostruzione? Perché va considerata la sua attenzione, la sua attività nell'ambito di un contesto più ampio, che è quello dei primi decenni dell'Ottocento, non solo in Italia ma nel resto dell'Europa. Oggi Matteo ha citato la Marmora e qui siamo alcuni decenni prima un decennio prima rispetto all'opera della Marmora, quindi una delle prime attestazioni della rappresentazione del costume, perché Monica dice che la prima raccolta risale al 1812. Allora siamo in piena, perché l'Ottocento? Dicevo, io mi occupo di Novecento, ma ho studiato, mi sono concentrata su questi temi dopo aver avuto in mano il manoscritto, e soprattutto mi sono occupata di rappresentazione del costume perché l'Ottocento è un secolo che vede una fiorente e ininterrotta produzione di abbigliamento tradizionale, quindi di costumi tradizionali, in quanto questo va posto in relazione con l'affermarsi ai primi dell'Ottocento di uno spirito che definiamo romantico, portato verso la riscoperta del valore poetico delle cosiddette tradizioni volgari, no? Si approda ad una costruzione del mito del popolo, dal quale deriva poi una concezione nazionalista. Questo insomma è un racconto storico importante. Passiamo dal momento illuminista, che aveva invece un taglio e un approccio sintetizzando universale, ad uno spirito romantico che invece, romanticismo uguale affermazione del nazionalismo, uguale allora attenzione alle tradizioni popolari. Non solo, le famose inchieste napoleoniche
stesso periodo del Verani, brevissimamente, raccontiamo che a partire dai primissimi dell'Ottocento, dopo la sua incoronazione, sappiamo che arriva fino a Napoli e si prende quasi l'Italia intera, le inchieste napoleoniche consistevano in racconti ragionati, scientificamente corretti e precisi della tradizione popolare, delle tradizioni popolari e degli abbigliamenti tradizionali. Ma questo veniva anche di fuori dal regno. Quindi c'è un momento, ecco perché Verani ha questo interesse, perché lui viaggia attraverso l'Italia, vive quel momento, vive quel clima e soprattutto vive il passaggio, perché nel Settecento non aveva niente di tutto ciò, se non qualche episodio alla fine, l'affermarsi dello studio come metodologia scientifica dell'abbigliamento tradizionale. E quindi un approccio documentario. Allora, gli artisti dei quali ha parlato precedentemente Matteo sono evidentemente raccontano di una necessità innanzitutto documentaria. Verani, grande cartografo, topografo, velutista, maestro di cartografia a Cagliari, eccetera, quando si cimenta nella rappresentazione del costume, lo fa con un approccio che è innanzitutto documentario. Allora vediamo le figure riprese dalla parte anteriore e posteriore, i dettagli del costume rappresentati meticolosamente e con un'attenzione e precisione di particolari. Monica racconta continuamente, dice mio marito faceva notte durante il periodo cagliaritano a studiare le tradizioni alle quali sente immediatamente di avere diciamo, è uno dei primi grandi viaggiatori dell'Ottocento. Sapete bene che la Sardegna arriva un po' tardi a quell'appuntamento con il Grand Tour, si mandavano i grandi borghesi che arrivavano dai signori borghesi dalla Francia, dalla Germania, non solo, ma anche dall'Italia, a fare il viaggio di formazione e di istruzione attraverso le grandi città italiane, Roma e Napoli prima di tutto. La Sardegna è ancora distante da questo giro, è terra esotica, lontana, ovviamente non contemplata nell'ambito proprio di un discorso di nazione italiana, la si scopre nell'Ottocento e quindi l'Ottocento ci racconta di una infinità di diari di viaggio, di racconti, di memorie che sono anche illustrate e che i viaggiatori hanno documentato con una validità, verità scientifiche, con una fedeltà a ciò che hanno visto e studiato. Ma continuiamo ad andare avanti, vediamo che cosa, ecco, poi questo è ancora Verani, è chiaro che poi, ecco, si parlava prima della collezione Luzietti, una volta avuto in mano il manoscritto abbiamo potuto avere tutta una serie di informazioni che ci hanno consentito di attribuire ovviamente, e infatti la collezione Luzietti, ho portato qua alcuni riferimenti, ecco, che si chiama così per il nome di colui che l'ha donata alla Biblioteca Universitaria di Cagliari. Allora c'è una stringente somiglianza con i tipi fisionomici del Verani, soprattutto con le figure presenti all'interno delle sue vedute, non solo. La firma non è presente, ma è presente la scritta dei simboli, come vedete, venditore d'erba, per cui un controllo calligrafico ha consentito di approdare ad una conclusione finale che è quella appunto di attribuzione al Verani anche della collezione Luzietti, che torna, chiaramente tutto ovviamente deve tenere conto del manoscritto. Il manoscritto si riferisce di più serie di costumi da lui realizzate, per cui anche perché lui per chi realizza queste opere? Le fa per il fratello della regina, Francesco da Stradesca, che sta a lungo in Sardegna, a Cagliari, per cui ovviamente ecco perché possono essere nelle nostre collezioni queste opere. Oppure quest'opera era stata fatta per il duca del Genovese, il futuro re Carlo Felice, quindi insomma stiamo parlando di una committenza reale che ha avuto un lungo soggiorno in Sardegna, e questo giustifica anche la presenza nelle nostre collezioni di questi abiti. Possiamo andare avanti, il Tirole è stato nominato. Allora, che cosa succede? Verani 1812, quindi la prima testimonianza ottocentesca in ordine cronologico. E poi, chiaramente, dobbiamo... Allora, sulle questioni del dare e avere delle ispirazioni, altra questione molto difficile e complessa, però per esempio che il Tirole si sia ispirato alla Marmora lo sappiamo per certo perché lui stesso lo racconta, no? Non è un artista, è un ufficiale piemontese, un dilettante, che però ha una buona manualità
interessato all'ambito tradizionale ci lascia un documento, siccome qua non stiamo studiando l'eccellenza dal punto di vista estetico oppure la grande opera d'arte che deve essere, anche se è tutto discutibile vista l'ultima opera di Tattara, ma comunque chiusa questa parentesi, ovviamente non ci interessa la qualità dell'opera del Tivoli, ci interessa la veridicità. Lui dice: ho realizzato i miei costumi da tre nature, quindi davanti alla realtà osservo il costume, lo riprendo e fedelmente lo rappresento in un clima, torniamo a dire, che è quello di primo Ottocento in Italia, in Europa. Di studi abbiamo una infinità. Per fortuna gli studi sul costume tradizionale hanno avuto un momento di ripresa dagli anni 80 in poi, grandissimi studi di Griffa, eccetera, che hanno dai quali sono venute fuori tutte queste questioni che sono relative a questo Ottocento fiorente, questa esplosione di interesse con una fedeltà etnografica interessante. Ancora andiamo avanti dopo il Tivoli. Ecco, abbiamo già visto Cominotti in tutti i modi, ce l'hai presentato, ce l'hai mostrato, che viene qui, chiamato dalla società Ponti e Strade, a seguire i lavori della Carlo Felice, ci lascia delle vedute bellissime da Cagliari sino a Sassari. Posso aggiungere in più perché Matteo ha detto tanto e ha detto bene, quindi c'è la collaborazione di Gonin, grande famiglia di artisti, Promessi Sposi, eccetera, per darci l'idea di quanto fosse importante questo. Un altro elemento che mostra il Cominotti non sprovveduto, ma del tutto aggiornato rispetto alla tradizione della rappresentazione del costume, il fatto che la sua rappresentazione passi alla scena di genere, no? Quindi non più il costume singolo, ma scene rappresentate, esatto, quindi movimentate, e allora lì i viaggiatori che arrivavano dalla Francia, dalla Germania, Rupert, Hackert, Bartolomeo Pinelli. Ho trovato la certezza che Cominotti abbia guardato a Pinelli e abbia studiato il modo di rappresentare l'abbigliamento tradizionale. Ce l'abbiamo, andiamo avanti, ancora più avanti. Ho portato come ultima immagine il Cominotti che abbiamo già visto. Ecco, questo è Bartolomeo Pinelli, grande osservatore del costume tradizionale romano, e più avanti un acquerello di Cominotti intitolato Gli studenti lavorati a Sassari, la cui iconografia riprende fedelmente i costumi di Roma nella Serenata, ovviamente anni dopo, ma è un piccolo dettaglio, però quando si studia la questione del dare avere delle fonti, sono importanti questi dettagli che attestano in qualche modo la conoscenza reciproca e la circolazione dei modelli. Verani ha trascorso moltissimi anni a Napoli, da che è venuto fuori, è Napoli un luogo dove da Ricciardelli ad altri grandi, insomma, il costume tradizionale è stato rappresentato con una grande passione, attenzione e fedeltà e fogge nei primi decenni dell'Ottocento, ma parlo primi decenni, parlo dei primissimi anni, forse è più corretto dire così. Quindi è evidente che Verani avesse visto, osservato il modo di rappresentazione del costume napoletano e anche la metodologia filologicamente corretta, eccetera, sempre per tornare al discorso del metodo che è fondamentale nell'approccio alla storia e quindi allo studio dell'arte, alla storia dell'arte o della documentazione di Stato, come in questo caso. Ecco, non ho mai nominato la collezione Piloni perché molte delle stampe che stiamo vedendo sono conservate all'interno della raccolta della collezione Luigi Piloni, di proprietà dell'Università degli Studi di Cagliari, che grazie alla sensibilità del nostro rettore, che è una neuroscienziata ma è molto attenta ai problemi che riguardano il settore umanistico, il settore dell'arte, sta tornando in vita, insomma, grazie alle sue attenzioni, anche perché per studiare ci vogliono i finanziamenti, bisogna fare i libri costano, eccetera. Quindi grazie a lei la stiamo per fortuna valorizzando e stiamo cercando di portare avanti un percorso di valorizzazione. E quindi queste sono due stampe di Pinelli che è stato in Sardegna, per cui, come vedete, io vi sto facendo vedere degli esempi, a parte Marghinotti che vi ho fatto vedere Matteo, di artisti che non sono sardi, sono viaggiatori che non l'isola incuriositi, quindi è uno sguardo esterno, scientificamente corretto e attento. Dopo Pinelli, Comte Calix del Journal Musin, abbiamo una vastissima serie all'interno della collezione Piloni. Questo è un artista francese che è stato incaricato lì, gli è stata commissionata la realizzazione del costume. Non ho trovato documenti che attestino la sua presenza in Sardegna, però è anche vero che, ricordiamoci bene, stiamo parlando di stampa, la stampa litografica, l'incisione,
essendo riproducibile, è a larga diffusione, a differenza del dipinto, quindi è molto probabile che conoscesse attraverso altre stampe il costume tradizionale. E qui introduciamo brevemente, perché poi vedo che il tempo scorre in maniera non mi era mai capitato di parlare con il cronometro, utilissimo, però che cosa dire su Complicalis? Che a un certo punto si assiste a partire dalla metà del secolo ad una contaminazione dei modelli che provengono invece dalla moda borghese, e anche perché alla fine dell'Ottocento ci racconta una storia di scambi, di contatto, di interrelazioni tra classi sociali. La classe subalterna guarda la classe borghese, ma è una questione storica complessa, e questo avviene anche nel caso della conoscenza della rappresentazione del costume. Infatti questa è una rappresentazione del costume palesemente influenzata dalla moda borghese, dal figurino di moda. Complicalis lavora per una rivista francese, quindi è chiaro che quelli sono i suoi modelli che poi vengono applicati. Ma di interessante c'è nell'abito no, che non è su bolletto, ma è stiamo parlando che lascia aperto davanti la parte che ci consente di vedere su bolletto. Aspetta che lo guardiamo, perché il termine specifico, vado a vederlo subito. Eccolo qua. Sì, perché se ci rifacciamo su bolletto, allora del sugoletto ne parla la Marmora, ovviamente, e la Marmora però dice sugoletto si trova già in alcune statuine di epoca nuragica, e dice sugoletto è quello di cui parla Strabone, Sardegna romana, quindi il copricapo che usavano i soldati locali e che si vedeva indossato, con tutta una serie, diciamo, di ripercussioni che poi ha avuto anche questo racconto, e che in genere appunto veniva lasciato aperto in maniera tale da poter vedere il giubbetto sotto. Ci sono, per dirvi che siamo davanti ad una forte influenza dal figurino di moda, ma sempre e comunque questo non significa che in qualche modo, insomma, ne sia compromessa la veridicità documentale, perché continuiamo a parlare di uno spirito etnografico dominante, quindi devono corrispondere al vero nella descrizione. Non mi ricordo più cosa ho portato dopo. Ecco, questo invece, l'influenza della moda borghese si vede nella pettinatura, con la basetta che si allunga sino al mento, che è ben diversa rispetto invece alla pettinatura, forse la messa dopo. Ecco, il pescatore, che qui invece è rappresentato di profilo, perché dobbiamo vedere bene il fez, il cappello il copricapo di provenienza nordafricana, con la treccia, la conciatura sistemata in maniera visibilissima, perché doveva raccontare in questo caso ogni dettaglio, compreso appunto la pettinatura. Oppure un altro dettaglio interessante è la rappresentazione del pescatore col cappotto con Suserenicco, che veniva da Salonicco, la provenienza greca, ascendenza greca, ma non mi imbarco in questa storia della quale esatto, sono occupato Giacomo Sarci. E poi andiamo avanti, mi avvio a concludere dicendo questo. Allora, due cose, insomma, alla fine dell'Ottocento è evidente una stretta contaminazione tra fotografia e rappresentazione artistica, quindi fotografia e stampa. Da questo momento, dagli anni 60 in poi, i modelli sono quelli fotografici. Dalsani oppure Costa, Sasse lo dicono chiaramente: ripreso dal modello fotografico di Giuseppe Vigicocco, ripreso dal modello fotografico di Evaristo Mauro e così via. La fotografia diventa un nuovo mezzo, un nuovo valore culturale al quale fare riferimento, e la storia dell'arte ci racconta un lungo e complesso racconto di contaminazione tra fotografia e pittura, che riguarda non solo il costume ma riguarda anche il paesaggio. Pensiamo quanta contaminazione esiste. Baudelaire aveva definito la fotografia come la grande nemica della pittura, e invece non fu così, perché lo scambio fu proficuo e come i fotografi riprendono i punti di vista dei pittori, Napoli, Corpino o Cagliari, la veduta da Monteurpinu è una veduta che nasce prima in pittura, poi in fotografia. Gli orti di Bonaria
e Villanova sullo Sfondo, quindi insomma una storia di contaminazioni bellissima. E poi se non avessero mai inventato la fotografia non avrebbero avuto le avanguardie storiche del Novecento, perché a un certo punto gli artisti non devono più rappresentare in maniera mimetica e fedele la realtà, ma passano ad una dimensione che invece è diversa, che è concettuale, che è pensata, che è ragionata, e così nascono le avanguardie del Novecento. In conclusione volevo aggiungere questo: è stato detto prima, l'abito si trasforma e cambia, e questo succede a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento. Abbiamo una trasformazione radicale, perché c'è un incalzare della modernità. Lorenzo, quando arriva in Sardegna, va a Cagliari, dice gli unici ad essere abbigliati con costume tradizionale sono i villani, ormai incalza nelle città una moda borghese dominante, quindi parlo di Cagliari e Sassari ovviamente. E questo è questa trasformazione in atto, e la paura e il pericolo di perdere quelle fogge che invece l'Ottocento aveva così definito, perché alla fine la differenziazione tra paese e paese, abbiamo detto, avviene dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, porta gli artisti, questa volta non viaggiatori provenienti da fuori dall'isola, ma artisti sardi, artisti locali. Ho concluso, andiamo avanti ancora, questo l'abbiamo già visto con Matteo. Ecco, che cosa succede? Biasi, Carmelo Floris e tutti gli artisti, Antonio Ballero, i grandi del primo Novecento in Sardegna, ma lo spirito diverso. Non è prima di tutto documentario, è anche documentario, ma non alla maniera di chi veniva in Sardegna e viaggiava e voleva riprodurre in maniera fedele al dato etnografico. Ora l'esigenza è un'altra, sono artisti locali, e l'esigenza è quella di costruire un'immagine mitica dell'isola, di fare di quella nostra alterità, che tanto era stata mal vista dall'esterno, una specialità. E quindi c'è l'esigenza di raccontare, grazie a Elena, premio Nobel, Nuoro dei primi del Novecento, l'esigenza è quella di raccontare di un'isola che mostra la sua alterità, riscopre, attesta, documenta, afferma e mitizza le tradizioni della comunità agropastorale. E questo durerà per 40 anni, perché fino agli anni 40 del Novecento perdura una rappresentazione folcloristica che attraversa la prima guerra mondiale, attraversa il fascismo. Il vero rinnovamento dobbiamo aspettare gli anni 50, perché prima continuiamo con grande fermezza, Biasi si batte, a raccontare la nostra verità come un valore aggiunto. Mi sono lunga, perché io sono